Sono il luogotenente carica speciale Stefano Zannol, comandante del nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità Reparto a Cavallo di Celarda. Ci troviamo ora nella riserva naturale statale Vinchetto di Celarda, in comune di Feltre, posta ad oriente dell'abitato di Celarda, fra la foce del torrente Caorame e il fiume Piave. Il Vinchetto di Celarda ha questo nome perché deriva dal termine vinchio, ossia il ramo flessibile del giunco che serve da intreccio per costruire cesti, per costruire delle culle, cose che si facevano una volta. Qui dentro veniva coltivato il salice da vimini, poi è stato sostituito da un vivaio forestale. L'alluvione del 1966 ha sommerso e distrutto tutte le colture, tant'è che poi questo tipo di attività non è più stata attivata. Pochi anni dopo viene istituita la riserva naturale di popolamento animale Vinchetto di Celarda, un decreto ministeriale dell'Agricoltura e Foreste 28 dicembre 1971. Il nucleo tutela biodiversità di Celarda dipende dal reparto biodiversità di Belluno, il quale gestisce altre 9 riserve site all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, tanto da costituire più del 50% di questo parco nazionale. La gestione delle riserve prevede la manutenzione di malghe, di pascoli, di casere, di rifugi e quant'altro necessario per la manutenzione dell'habitat e del suo ambiente naturale. Questa è una riserva che ha la caratteristica di avere un'elevata umidità perché è caratterizzata da un clima molto umido, ma anche di presenza di risorgive e di torrenti e di piccoli corsi d'acqua che ne conferiscono appunto questo carattere particolare che dà la possibilità al rifugio di molte specie acquatiche e amanti dei siti particolarmente umidi. Infatti è stata creata questa riserva a dicembre del 1971 proprio per queste caratteristiche, sia climatiche e sia vegetative, cioè un'alternanza di radure, prati e boschetti. Queste caratteristiche poi l'hanno fatta inserire anche nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale in base alla Convenzione di Ramsar già nel 1976. Infatti la variegata vegetazione presente in questo territorio dà la possibilità di rifugio a della fauna sia stanziale sia migratoria, sia da rifugio e serve anche come rifugio per la riproduzione, non solo per la loro vita. Sempre parliamo in particolar modo di avifauna, ossia di uccelli, tant'è che sono stati rilevati 50 specie di uccelli in questa riserva, alcune di loro anche inserite nell'allegato 1 della direttiva uccelli. Trovano rifugio in questa zona anche varie specie di mammiferi, oltre che un'avifauna pregiata. C'è il cervo, c'è il capriolo ed altre specie ancora. All'interno della riserva ci sono anche dei recinti dove alleviamo degli ungulati per scopi didattici. Abbiamo i cervi e i daini. Quindi alle scolaresche e alle comitive spieghiamo qual è l'interazione fra gli esseri viventi e la biologia di questi ungulati, non solo di questi, ma di altri animali che popolano le nostre zone. In questa zona, tra l'altro, ci sono degli habitat particolari di carattere floristico, ossia ci sono i prati aridi. In alcuni prati aridi troviamo delle orchidee, l'Ophrys olosericea e l'Orchis coriofora, che ne conferiscono all'habitat un aspetto prioritario in base alle direttive europee. Le attività che si svolgono all'interno della riserva naturale sono di carattere ambientale e educativo. Vengono fatte attraverso delle visite guidate e servono soprattutto a far conoscere gli aspetti naturalistici della riserva, ma dell'ambiente in generale. Un altro aspetto importante è anche la conoscenza degli habitat e dell'interazione fra le specie vegetali e animali. Poi abbiamo anche delle voriere che servono per il recupero dell'avifauna, in particolare di rapaci. Alcuni di loro provengono da centri di recupero, altri sono stati sequestrati, altri ancora ci vengono portati perché feriti. Chiaramente rimangono solo quelle specie, quegli animali che non riuscirebbero a sopravvivere in natura o presentano menomazioni tali che non glielo permettono assolutamente. Qui dentro abbiamo anche un reparto a cavallo che serve per le attività istituzionali, un'attività anche di ipoterapia svolta
in collaborazione con le ULSS del territorio. Oltre a questo abbiamo un apiario didattico e abbiamo un allevamento della trota marmorata, una specie minacciata di estinzione, una specie autoctona dei nostri torrenti di montagna. Il reparto biodiversità di Belluno, sempre in collaborazione con il nucleo tutela biodiversità di Cellarda, gestisce il giardino botanico delle Alpi Orientali, sito sul Monte Faverghera, nella piccola riserva Monte Faverghera. Quindi insieme anche alle altre riserve naturali statali all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il reparto biodiversità e il nucleo gestiscono questa piccola chicca che abbiamo all'interno del territorio bellunese, dove ci sono una miriade di specie tipiche delle Alpi orientali delle nostre zone. L'importanza delle biodiversità viene rappresentata attraverso i nostri interventi di educazione ambientale. A volte l'esempio che si fa è anche quello di un progetto LIFE per la tutela e la salvaguardia e la reintroduzione di una piccola farfalla, l'Euphidria saurinia. Infatti questa è strettamente legata a una specie floristica pratense, che sarebbe la Succisa pratensis. Però la Succisa pratensis ha bisogno di un habitat particolare dove crescere. Ecco che allora si fa capire quanto sia importante ed è legata a doppio filo l'interazione habitat, specie animale e specie vegetale. Non introduciamo le uova o le singole farfalle, creiamo un ambiente perché possa vegetare la Succisa pratensis, perché la Succisa pratensis attira questa farfalla che è in via di estinzione, dove depone le uova e può proseguire il proprio ciclo biologico e propagarsi.